Dottore Aldo Capitano, una proposta arriva per la soluzione dei problemi del pronto soccorso con i pronti soccorsi specializzati. In cosa consiste questa sua idea? Intanto devo fare una premessa, dare un incarico a un eccellente professionista per poi non dargli gli strumenti per poter realizzare il pronto soccorso adeguato alle esigenze moderne, alle esigenze adeguate ai tempi, mi sembra come aver scelto un personaggio per cercare di far capire che c'è una volontà che non c'è. E allora, se Caramanno deve essere aiutato, il primo ad aiutarlo deve essere il direttore generale dell'ASP, che deve comprendere che alle sue spalle c'ha un degrado, un forte degrado, la cui sofferenza è proprio cade come una spada di Damocle su tutti i pazienti che si recano al pronto soccorso e i parenti che vedono soffrire i loro pazienti. E io da medico devo dire che Caramanno ha avuto un grande sussulto di orgoglio e questo mi fa piacere e me ne compiaccio, ma io devo dire a Caramanno che lui deve pressare soprattutto il direttore generale a fornire i mezzi più adeguati e idonei e fare una serie di pronto soccorso che sarebbero specialistici, in quanto per le piccole emergenze, cioè arriva una persona che si deve suturare la cute per piccole iniziative, c'è un pronto soccorso base con un medico che può essere capace a fare questi interventi di piccola entità. Ma se arriva una patologia cardiologica con un problema serio, io penso che non dovrebbe questo paziente essere trasportato di qua e di là, ascensore, salire al piano e quindi perdere secondi che sono utilissimi per restare in vita. Allora andrebbe fatto una postazione di pronto soccorso di emergenza cardiologica proprio accanto all'altro, che è quello che serve a fare le cose di minuteria, e assieme a quello cardiologico accanto quello ortopedico traumatologico e anche, se necessario, uno ginecologico o meglio ostetrico, che forse è più adeguato, e naturalmente tutte le branche che sono a rischio imminente devono essere messe tutte accanto in spazi adeguati, creati da un ingegnere che sia abilitato e capace a fare un progetto che sia uguale e identico, meglio ancora magari rinnovato rispetto a quelli che abbiamo negli ospedali di alta eccellenza. Non vedo perché ad Agrigento noi dobbiamo sempre piangere le conseguenze di una politica che non è efficiente, non è efficace e che non dà la possibilità di realizzare le iniziative che servono a tutelare la comunità e la collettività. Anzi, secondo il mio giudizio, sarebbe giusto anche che all'alto del comando delle unità sanitarie della Sicilia e dell'Italia non ci sarebbe una persona incompetente, ma ci dovrebbe essere un alto specialista medico che sia in grado subito di percepire e di capire cosa è necessario per far andare avanti un ospedale o per far andare avanti un distretto sanitario. Per cui praticamente sono del parere che bisogna tornare a dare spazio ai medici, anche se pur politicizzati, perché la politica entra ovunque, però dobbiamo cercare di essere un po' più seri e capire che non possiamo vivere in questo degrado, che è un degrado assoluto, ahimè. Non bisogna purtroppo dire che dobbiamo vergognarsi, non possiamo vergognarci e dobbiamo cercare di essere non una spina che al tallone dà fastidio, ma deve essere più che altro una soletta che deve cercare di far camminare meglio la sanità agrigentina e anche del nostro paese, della nostra nazione, e copiare gli ospedali di eccellenza.